Daremo accesso a qualche domanda dei giornalisti italiani, poi nella seconda parte la domanda ai colleghi portoghesi. Quindi iniziamo con Mediaset, Ferrero, prego. Di me, Mediaset. Ciao Giorgio, Sì. Buongiorno. Volevo chiederti come è arrivata a questa partita dopo quello che è successo ovviamente in campionato, la sconfitta con il Napoli, che ti ha visto anche in qualche modo protagonista negativo. È più uno stimolo, cioè voglia di rivalsa immediata, o avete perso qualche certezza? Grazie Giorgio. No, ma io penso che arriviamo da un periodo molto positivo e la partita di sabato non ci scalfisce. Io credo che dobbiamo avere un grande equilibrio, grande calma e comunque distinguere le due competizioni. In campionato mancano 16 partite più recupero e siamo ancora in lotta per tutti gli obiettivi che avevamo all'inizio stagione, e adesso inizia un altro grande obiettivo, che è quello della Champions, che è quello dei turni ad eliminazione diretta, e quindi ci arriviamo con grande entusiasmo, con grande voglia di far bene, consapevoli però delle difficoltà che ci attenderanno domani e che abbiamo sperimentato anche negli ultimi anni. Juventus TV, sì. Ciao Giorgio, avete visto e analizzato il Porto, quali caratteristiche secondo te possono mettervi più in difficoltà o rappresentare un ostacolo maggiore? Grazie. Ma innanzitutto sono una squadra che si difende molto bene. Le ultime partite ha fatto un po' più fatica, ma è una squadra che subisce pochi gol, e questo potrebbe essere una cosa che ci mette in difficoltà, perché sappiamo tutti negli scontri diretti quanto sia importante segnare fuori casa. E poi hanno qualità sugli esterni, hanno qualità davanti, sono pericolosi nelle ripartenze, è una squadra molto fisica e da prendere con le molle. Dovremo cercare di far bene la partita, ma di non sbattere contro il loro muro, e soprattutto di evitare ripartenze dove possono essere devastanti. Gazzetta dello Sport, Bianchini. Buongiorno a tutti, credo di non sbagliare se dico che la prima partita da tanto tempo, partita molto importante di quelle di prima fascia, in cui ci sono Chiellini, De Ligt e Bonucci disponibili contemporaneamente. Come si fa in questa situazione? È un problema del mister, un problema piacevole, oppure c'è un qualche criterio che noi non conosciamo? Come immagini la rotazione dei tre grandi difensori della Juventus più Demiral in queste partite? Grazie. Infatti io aggiungo 4, perché siamo 4 difensori centrali e parlavo con qualche amico nei giorni scorsi, se ci pensi siamo fra i primi, uno dice 20, 25, 15, a prescindere dal numero preciso siamo fra 4 centrali veramente forti e secondo me con caratteristiche diverse, ma tutti di livello molto alto. E su queste cose io passo la parola qui accanto, e sono affari del mister, e da parte nostra bisogna essere sempre pronti e sapere che alcune partite ci girerà le scatole, ma 2 di 4 andranno in panchina, però con grande rispetto e con grande soprattutto volontà di essere un gruppo, perché alla fine quello che vince è la squadra, e in questi mesi per vari motivi ci siamo sempre alternati, ma c'è sempre stato un gran feeling fra di noi. Tutto Sport, Sergio Baldini. Buongiorno Giorgio, volevo chiederti, ci sono diversi tuoi compagni che sono alla prima o a una delle prime esperienze con l'eliminazione diretta della Champions. Cosa hai detto a loro, che consigli hai dato, cosa gli hai spiegato di queste partite che sono completamente diverse da tutte le altre? Ma per fortuna tanti comunque hanno già una buona esperienza, qualcuno come hai detto te magari non ne ha fatte tante, e piano piano secondo me più domani, che oggi abbiamo parlato più delle caratteristiche degli avversari, di quello che provare a fare, domani sicuramente si andrà anche sull'aspetto più emotivo, ma abbiamo vissuto una cosa simile adesso in Coppa Italia contro l'Inter, che la partita si gioca in 180 minuti. La Champions nasconde ancora molto più insidie, perché c'è meno conoscenza degli avversari e una fisicità e una qualità che ti punisce al minimo errore. Da parte nostra penso che non bisogna commettere gli errori che purtroppo abbiamo fatto gli ultimi 2 anni, e che
uno ci è costato molto caro e un altro siamo riusciti a ribaltare, che negli ultimi 2 anni, gli ottavi, abbiamo perso comunque contro Lione Atletico, sbagliando partita per vari motivi, però credo che ci debba servire l'insegnamento e mi auguro e sono convinto che domani comunque faremo una partita diversa da quelle che abbiamo fatto negli ultimi anni. Sport Italia, Giovanni Albanese. Sì, ciao Giorgio, buon pomeriggio. Volevo chiederti, vista la condizione ottima al tuo rientro, ti chiedo se hai pensato di allungarti un po' la carriera. Guarda, io penso al quotidiano e mi tocco anche ferro con un po' di scaramanzia, vado giorno per giorno. Ogni volta che ho pensato un po' più in là del mio naso, si dice, ma anche se il mio naso è grande, ogni volta che ho pensato un po' più a lungo termine ho sempre sbagliato e mi sono sempre fermato, quindi vivo il quotidiano con entusiasmo, provando come sempre a fare il mio massimo e piano piano si vedrà. Adesso abbiamo questa partita domani molto importante ma anche molto stimolante, c'è una sensazione buona, c'è un buon ambiente, c'è lo spirito, le vibrazioni sono quelle giuste e non vediamo l'ora di scendere in campo. Giorgio Musso, calciomercato.it. Ciao Giorgio, buon pomeriggio. Volevo chiederti cosa cambia per te giocare in coppia con De Ligt, con Bonucci o con Demiral, visto che sabato hai giocato per la prima volta dall'inizio con De Ligt. Quali sono i meccanismi, cioè cosa cambia giocare con uno piuttosto che con l'altro? Grazie. Abbiamo caratteristiche un po' diverse tutti e quattro. È solo conoscenza, piano piano trovare quelle caratteristiche, i giusti automatismi, ma lo stesso succede quando giochi magari con Arthur o con Bentancur davanti, che sono 2 giocatori diversi, oppure se giochi con Danilo o Alexandro, nel mio caso alla mia sinistra, a seconda del compagno che ti gioca vicino cambia sempre qualcosa, però la conoscenza anche in allenamento, oltre che in partita, poi ti permette di rubare dei tempi di gioco e negli automatismi migliorare sempre quelle piccole quei piccoli tempi, non sono neanche secondi o altre cose che la conoscenza ti dà. Ci stiamo ora con Matthijs comunque, anche se non abbiamo avuto modo di giocare insieme, ormai è un anno che lo vedo, che mi ci alleno e sicuramente lo conosco molto meglio rispetto a 1 anno e mezzo fa. Lo stesso vale per Demiral. Su Leo, per quanto mi riguarda, dopo 10 anni ormai penso di conoscerlo più di mia moglie. Allora, passiamo alle domande dai giornalisti portoghesi. Iniziamo con André Silva, Sport TV. Giorgio, buongiorno. Fez o jogo 400 na Serie A contro il Napoli. Ha giocato appunto con il Napoli di recente, sono già 4-5 volte anni che gioca con la Juventus, quindi volevo sapere, per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, è un giocatore speciale? Ha qualcosa di speciale per cui gioca insieme a lui? Cristiano è speciale, non lo scopro certo io, è stato un valore aggiunto per la nostra squadra, è stata una fortuna per poter allenarsi con lui, viverlo nel quotidiano per cogliere magari quei piccoli segreti che lo hanno aiutato a diventare poi il campione che è. Domani si gioca in Portogallo, che è casa sua, e sono convinto che avrà ancora più stimoli per fare bene e speriamo per fare gol. Ci sono altre domande per Giorgio Chiellini? Lascio ancora un attimo. Dovete segnalare l'interesse a fare la domanda, altrimenti non si vede. Vedo un Castro. Ok. O gioco Manuel Casasca. Non si sente? Ecco, forse. Ok. Ecco. O gioco Manuel Casasca. Boa tarde. Ecco, sì. Eu gostava de saber o que é que pensa sobre a dupla Marega-Taremi. Marega-Taremi, qual è la sua opinione al riguardo?
Da quando è uscito il Porto chiaramente ho cominciato a guardarli di più. Marega lo conoscevo già dagli anni passati e Taremi onestamente no, sono due ottimi attaccanti che nonostante la grande stazza riescono a giocare bene insieme, quindi sono pericolosi sia negli spazi che sui cross, che Taremi soprattutto anche nelle giocate poi palla a terra, e hanno degli ottimi giocatori anche sugli esterni. Non so chi giocherà fra Ottavio, Corona e Luis Diaz, però hanno giocatori di qualità e dovremo essere pronti a cercare di limitarli il più possibile, a non concedergli tanto spazio agli attaccanti e tempi di giocate per questi esterni molto tecnici e pericolosi. Allora chiuderei con Luis Roja Rodriguez di 00. Ciao, buon pomeriggio, Gaspar Castro di 00. Io queria sapere... Volevo sapere una cosa, Diego Jorge è uno dei più grandi giocatori più esperti della Juventus, e volevo sapere che cosa ne pensa di lei come giocatore e soprattutto come difesa centrale. Ho visto qualche partita del Porto e ho visto che è un difensore che ci puntano tanto. Non lo conosco così bene da esprimere un giudizio, se non che comunque il Portogallo ha sempre portato dei buoni difensori, e l'ultimo di questi è Ruben Dias che ci ho giocato contro in nazionale e l'ho visto un po' più spesso. Chiaramente conosco meglio Pepe perché ci ho giocato un sacco di volte contro sia con club e nazionale, e sono curioso di vederlo domani perché ne parlano davvero un gran bene. Grazie, ringraziamo Giorgio Chiellini. Passiamo alle domande per il mister Andrea Pirlo. Allora iniziamo con la prima domanda, Juventus TV. Siddi. Buon pomeriggio mister, alla luce delle qualità del Porto che ha già raccontato e accennato Giorgio e del momento della Juve, che tipo di partita si aspetta domani? Ma come ha detto bene Giorgio, una partita molto complicata. Loro sono una squadra che difende molto bene. Le ultime partite di Champions nel girone hanno avuto 4-5 volte la porta inviolata, quindi una squadra molto compatta, stile un po' Atletico Madrid, molto bravi a stringersi con le due linee da 4, quindi dovremo avere molta pazienza di non cercare di forzare le giocate, perché poi nelle ripartenze sono molto bravi con giocatori di gamba, di forza fisica, quindi la partita sarà un po' quella. Gazzetta dello Sport, Luca Bianchini. Mister, buongiorno. Veniamo da un anno in cui Sarri spesso ripeteva in conferenza che ci sono 8-9 squadre del livello della Juventus in Europa, una frase che in Italia ha sempre un po' colpito, ai tifosi magari non è stata sempre apprezzatissima. Lei che cosa pensa? Quante squadre sono superiori al livello della Juve guardando tutta la competizione, visto che cominciamo la fase di eliminazione diretta? Grazie. La Champions è una competizione particolare. Io ho avuto la fortuna di giocarla per tanti anni e quando giochi te ne accorgi, perché la differenza tra campionato e Champions è diversa ed è elevata. Quindi ci sono tante squadre che lottano per vincere, perché tutti vogliono vincere, però dipende molto anche da come ti trovi fisicamente, il momento in cui affronti le squadre, soprattutto in questo periodo che veniamo da tante partite consecutive e impegnative. È molto importante arrivare con la testa libera e soprattutto mentalmente essere pronti ad affrontare questa gara per i 180 minuti. Quindi siamo al livello delle altre, è normale che magari qualcuna è più avvantaggiata rispetto alle altre, però quando arrivi a giocarti gli ottavi di finale tutti hanno il sogno di poter arrivare fino in fondo. Rai, Stefano Tallia. Buongiorno, e andando avanti su questo discorso, quest'anno abbiamo visto una Juve che ha avuto un buon cammino in Europa, un cammino invece un pochino più incerto in campionato. Le chiedo se questo corrisponde anche al fatto che forse quest'anno più di altro sentite questo come il vostro obiettivo principale della stagione, se anche così possa spiegarsi la prestazione di Napoli. No, iniziamo la stagione cercando di centrare tutti gli obiettivi. Abbiamo vinto la Supercoppa, siamo in finale
di Coppa Italia, siamo ancora in Champions League e siamo ancora ben messi per il campionato, quindi quando si inizia una stagione non si pensa a un solo obiettivo, ma si cerca di centrarne il più possibile. Siamo a metà della stagione, siamo ancora in corsa su tutti gli obiettivi, quindi questa è la cosa più importante. Partita di sabato mi sembra che sia stata fatta una buona partita, è mancato solo il risultato, quindi non siamo preoccupati per il resto delle prossime partite. Bein Sport, Hussein. Ciao mister, ma questa Champions è un sogno per la Juve o un obiettivo che si sente che si può realizzare? Grazie. Ma è un obiettivo, l'obiettivo che fa parte di uno dei nostri obiettivi di inizio stagione, è un sogno perché è una competizione importante e tutti hanno il sogno all'inizio della stagione, però non tutti i sogni poi si avverano, però l'importante è crederci, sapere di essere una squadra che può arrivare fino in fondo e questa è la cosa più importante. Repubblica, Emanuele Gamba. Buon pomeriggio Andrea, volevo chiederti se il Porto come concezione di gioco è simile alla Juventus e se nella tua esperienza da calciatore prima e da allenatore adesso hai capito che cos'è quella cosina che manca alla Juve per essere Juve anche in Europa, cioè dominante come lo è in Italia. Ma no, il Porto è diverso rispetto a noi, sicuramente cambia in base anche tra campionato e Champions, magari in campionato è molto più offensivo, mentre in Champions ha fatto delle partite un po' più sulla fase difensiva, come ho detto prima, somiglia molto all'Atletico Madrid di Simeone, sono molto bravi a difendersi e cercare di ripartire. Noi cerchiamo di giocare in un altro modo, poi non sempre hai il possesso della palla e quindi qualche volta ce l'hanno anche gli altri ed è normale perché a tutti piace attaccare, però ogni tanto bisogna anche difendere. Mediaset, Fabrizio Ferrero. Buongiorno, volevo invece chiedere se è possibile avere un punto sulla situazione in particolare di giocatori acciaccati, quindi Dybala, che oggi abbiamo visto nella parte che ci è stata permessa muoversi bene, fare anche cambi di velocità e tutto, se sul discorso per McKennie, Ramsey, Bonucci anche non era al 100%, ecco, ci può fare un quadro completo, se magari puoi già dirci se sono convocati o aspettiamo fra poco. Sì, sono tutti convocati, viaggeranno con noi, Bonucci non è disponibile, Ramsey invece è disponibile, Dybala viaggerà con noi, però non è sicuramente pronto per giocare, però viaggeranno tutti con noi perché hanno voglia di stare con la squadra. Tutto Sport, Baldini. Buongiorno mister, nelle ultime partite avete trovato grande solidità difensiva, ne avete chiuse tante con 0 gol subiti, avete la miglior avete la miglior difesa della Serie A, però avete il sesto attacco. Come potete migliorare la finalizzazione o la creazione? In che modo potete arrivare a segnare un po' di più magari? E cosa può darvi Dybala quando tornerà? Ci deve dare un po' di gol perché non l'abbiamo mai avuto dall'inizio della stagione, quindi i suoi gol che sono mancati quest'anno alla fine pesano. Sicuramente possiamo far meglio, cercare di creare di più per portare anche più giocatori a concretizzare questo tipo di azioni, però come ho detto prima alla fine mancano un po' i gol di Paolo che non l'abbiamo avuto spesso con noi, adesso speriamo che possa essere un nuovo acquisto di gennaio e che ci possa far fare quel salto di qualità. La Stampa, Gianluca De Nino. Buon pomeriggio mister, io le volevo chiedere una specifica su Bonucci, visto che ha detto che non può giocare, quindi l'infortunio forse è più grave del previsto evidentemente, e una seconda invece quanto vi può dare Ronaldo, a maggior ragione tornando in patria e giocando quasi in casa. Grazie. Ma Ronaldo torna a casa in Portogallo, avrà ancora di più quella voglia di far gol, quell'adrenalina che lo porta a fare prestazioni importanti, soprattutto quando ci sono le partite a eliminazione diretta, l'ha dimostrato in Coppa Italia, l'ha sempre dimostrato in Champions, e quindi già tornare a casa per lui è grande motivo d'orgoglio, vorrà far vedere ancora chi è Cristiano Ronaldo.
mentre Bonucci era già dalla settimana scorsa che non stava benissimo, oggi ha avuto un altro problemino e quindi adesso valuteremo nei prossimi giorni, però non è disponibile per domani. Corriere della Sera, Paolo Tomaselli. Buon pomeriggio Andrea, volevo chiederti di Morata che ha segnato finora più gol in Champions che in campionato, e questo secondo te da cosa dipende, se è il modo diverso di giocare in Europa e che momento sta vivendo anche dal punto di vista personale, se gli manca un po' la continuità sotto porta? Ma Morata non è sicuramente nel periodo migliore, ma lo conosciamo, lo sapevamo già perché lui durante la stagione ha questi periodi dove magari non sta benissimo fisicamente, ha giocato tanto, è rientrato da un problema muscolare, poi ha avuto l'influenza, quindi nell'ultimo periodo non è mai stato al 100% e ha sempre anche fatto un po' più di fatica a recuperare, però è contento, sta bene, ha bisogno solo di far gol come tutti gli attaccanti, l'adrenalina e l'energia che ti può dare un gol poi può togliere tutti i problemi, magari lui è un ragazzo molto sensibile che ci tiene tanto a far bene, quando c'ha questi momenti magari tende a lasciarsi un po' andare, a buttarsi giù con la testa, però noi siamo tranquilli perché crediamo in lui, sappiamo che è un grande giocatore e presto tornerà a fare quello che sa fare. Sport Italia, Giovanni Albanese. Sì, mister, buon pomeriggio. Alla luce di quello che ha appena detto su Morata, le chiedo se torna più utile in corsa e di conseguenza se Kulusevski può avere una possibilità dal primo minuto. Grazie. Ma no, stanno bene tutti e due. Morata ha giocato l'altro giorno, ha fatto una buona partita, Kulusevski anche, ha fatto una grande partita in Coppa Italia, però sono a disposizione tutti e due. Adesso abbiamo fatto l'allenamento stamattina, abbiamo la rifinitura domani, quindi poi valuteremo chi fa giocare dall'inizio. Videogruppo, Nicola Gallo. Buongiorno mister, visto la sua grande esperienza in Champions, le chiedo se viverla dall'altra parte, adesso che iniziano le partite da dentro fuori, è diverso, se sente un po' di elettricità e se soprattutto nel gruppo, magari nei ragazzi meno esperti a questo livello, vede che questa partita ha risvegliato qualcosa o si viene vissuta in maniera diversa. Ma la Champions ha sempre un sapore particolare, c'è chi non l'ha mai giocata, c'è chi ha fatto poche partite, ma quando arrivi a giocarti un ottavo di finale l'adrenalina sale talmente tanto da poterti far fare qualsiasi cosa. Io sono tranquillo, purtroppo non posso giocare perché vorrei essere in campo a dare una mano ai miei ragazzi, però loro sono molto più bravi di me e quindi sappiamo che questo è il momento giusto per aumentare la nostra capacità, perché è una gara da giocare sui 180 minuti, quella di domani non è decisiva, quindi bisogna giocarla con grande lucidità e con grande testa, però siamo pronti a far questo.